Eder. Mech. Pallister. Ceglie Messapica. Ritrovato il corpo di Gina Monaco, svolta tragica dopo oltre un mese di ricerche. È stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in una zona di campagna isolata il cadavere di Gina Monaco, la donna di 60 anni scomparsa da Ceglie Messapica. Lo scorso 6 aprile. Il ritrovamento è avvenuto in Contrada Moretto, un'area già al centro delle ricerche sin dai primi giorni della sparizione. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno immediatamente isolato l'area e avviato i rilievi di rito. Si attende ora l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno del corpo, mentre l'autopsia sarà fondamentale per stabilire le cause del decesso e valutare la presenza di eventuali segni di violenza. Una scomparsa avvolta nel mistero. Gina Monaco era scomparsa nel nulla nella mattinata del 6 aprile, una domenica, dopo essere uscita dalla sua abitazione. A denunciare la scomparsa era stato il marito, che ai carabinieri aveva raccontato di averla vista andare via in compagnia di un altro uomo, identificato in seguito come un operaio della ditta di marmi in cui entrambi lavoravano. Secondo il racconto del coniuge, Gina appariva tranquilla e non turbata e non aveva lasciato presagire intenzioni anomale o gesti estremi. L'ultimo elemento visivo, certo, risale a quella stessa mattina. Una telecamera di sorveglianza della marmeria situata proprio in Contrada Moretto ha ripreso la donna mentre correva, tenendo in mano un sacchetto dell'immondizia, in direzione della fine della strada. Da quel momento in poi, nessuna traccia. Gina non è mai tornata indietro e il suo telefono cellulare ha agganciato per l'ultima volta una cella telefonica proprio in quella zona, rafforzando fin da subito l'ipotesi che qualcosa le fosse accaduto proprio lì. Il ruolo dell'operaio e il silenzio del cellulare. Non è stato chiarito se l'operaio visto con Gina Monaco sia stato effettivamente l'ultima persona ad averla incontrata o accompagnata in Contrada Moretto. Gli inquirenti hanno ascoltato sia lui che altre persone vicine alla donna per ricostruire i suoi spostamenti. Tuttavia, da settimane, non sono emersi elementi pubblici certi che confermino o smentiscano la sua versione, né il suo eventuale coinvolgimento diretto o indiretto nella scomparsa. Il telefono cellulare di Gina ha smesso di dare segnali proprio la mattina del 6 aprile, rafforzando l'ipotesi che qualcosa di definitivo sia accaduto nelle ore immediatamente successive all'ultima immagine ripresa dalla videosorveglianza. L'appello dei familiari e il coinvolgimento di chi l'ha visto. I familiari, sin dai primi giorni, avevano lanciato appelli disperati e si erano rivolti anche alla trasmissione Chi l'ha visto su Rai 3, che ha dedicato più servizi al caso. I servizi televisivi avevano portato l'attenzione del pubblico su dettagli ritenuti rilevanti, come l'abbigliamento indossato da Gina al momento della scomparsa, pantaloni e scarpe nere, un giubbotto grigio e celeste e una borsa beige. Il pubblico televisivo era stato anche sollecitato a segnalare avvistamenti o movimenti sospetti nella zona della contrada. Il ritrovamento e i prossimi passi. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto a oltre un mese dalla sua scomparsa in una zona impervia e boscosa di Contrada Moretto. Al momento non si conoscono le condizioni del cadavere né se siano presenti elementi riconducibili a un'azione violenta o a un gesto volontario. La procura ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni e potrà fornire risposte fondamentali sul tempo del decesso, le cause e l'eventuale presenza di traumi. Gli inquirenti stanno ora verificando tutte le ipotesi emerse sin dai primi giorni, comprese quelle di fuga volontaria, malore improvviso o coinvolgimento di terzi. L'area del ritrovamento sarà setacciata nelle prossime ore alla ricerca di indizi compatibili con il trascinamento, la permanenza o l'occultamento del corpo. Un mistero ancora da chiarire. La tragica scoperta pone fine alle speranze dei familiari, ma non risolve il mistero. Restano molti punti oscuri. Perché Gina Monaco si trovava in quella zona isolata? Chi era realmente con lei quella mattina? È possibile che qualcuno l'abbia accompagnata fino a lì o l'abbia seguita? Perché stava correndo con un sacchetto, come mostrano le immagini? Il contenuto di quel sacchetto è mai stato trovato? A queste domande potranno rispondere solo gli accertamenti medico-legali e le indagini tecniche.
I carabinieri mantengono al momento il massimo riservo, ma non si esclude alcuna pista. Il caso di Gina Monaco, già intricato fin dal primo giorno, si configura ora come un potenziale enigma criminale. 2 ragazzi, una strage e una foto che racconta l'Italia. Fermatevi un istante, guardate questa fotografia. 2 volti giovani, appena usciti dall'adolescenza, hanno 18 e 19 anni, portano abiti firmati, quelli che nei quartieri popolari servono più a camuffare che a raccontare il vero status sociale. Sembrano 2 ragazzi qualunque, 2 tra tanti. Se li incontraste per strada, se vi si affiancassero in motorino mentre passeggiate sul marciapiede, vi metterebbero davvero paura? Probabilmente no. Eppure questi 2 volti nascondono una verità durissima. Sono accusati della strage di Monreale, in cui 3 giovani sono stati uccisi e altri 2 feriti. Quello a sinistra, con gli occhiali e l'aria da ragazzino inoffensivo, si chiama Salvatore Calvaruso. È lui che ha premuto il grilletto, che ha sparato e ucciso a sangue freddo Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Il suo amico d'infanzia Samuel Acquisto è accusato di concorso in strage. Era lì, secondo le indagini, sul luogo dell'eccidio, a bordo di una moto BMW, incitando Calvaruso a fare fuoco. 2 ragazzi cresciuti allo Zen, quartiere difficile di Palermo, dove le etichette si appiccicano addosso fin da piccoli e dove i soprannomi sono spesso il primo marchio sociale. Unanu e Ucchiattuni li chiamavano il Nano e il Ciccione. Lì dove l'infanzia ha l'aspetto ruvido della sopravvivenza, dove si cresce col bisogno di mostrarsi duri, spavaldi, per guadagnarsi rispetto e sicurezza. La scena del crimine e il silenzio. 22 bossoli trovati a terra, troppi per una sola arma, per una semplice pistola. Una Glock o una Beretta, anche nel modello con caricatore esteso, non arrivano a tanto. Quanti hanno sparato davvero? Eppure Salvatore Calvaruso, poco dopo la strage, si consegna ai carabinieri. Prima tenta goffamente una messa in scena, denuncia il furto del suo motorino, nel tentativo di suggerire che a usarlo per la strage sia stato qualcun altro. Poi, messo alle strette dalle telecamere, confessa: sono stato io. Ma si ferma lì. Davanti al pubblico ministero sceglie il silenzio, si avvale della facoltà di non rispondere. Ammettere di aver sparato è una cosa, fare nomi, raccontare in retroscena è un'altra. E questa è la regola dell'omertà, meglio assassini che infami. Anche quando confessa ai carabinieri, le sue parole tradiscono reticenze. Ci sparai 3 colpi. Solo 3 colpi. E gli altri 19 da dove vengono? Chi ha sparato davvero? Anche Samuel Acquisto si presenta spontaneamente. Sa che è stato identificato grazie alla moto. Parla, ma poco. Dice di sentirsi in colpa, ma nega di aver sparato. Di più non ricorda, o finge di non ricordare. Chi c'era dietro di te sulla moto? Non mi ricordo. Chi c'era in piazza? Mi pare solo io e Salvo. Omertà, ancora una volta. Perché nei quartieri dove la legge è un miraggio e la violenza una realtà, chi parla non sopravvive. Un sistema malato che si nutre di povertà. Giudicarli come 2 miserabili sociopatici sarebbe facile. 2 ragazzi che hanno ucciso a sangue freddo, con incoscienza e brutalità. Ma fermarsi a questo significherebbe perdere l'occasione di capire un fenomeno molto più ampio, più profondo. Le armi, in certi contesti, non sono solo strumenti di morte, sono simboli, come un borsello griffato, come una felpa da centinaia di euro. Servono a dire: io esisto, io valgo, io faccio paura. Quando non si ha niente, fare paura è l'unica cosa che resta, scriveva Corrado Alvaro. E Calvaruso e Acquisto non avevano niente. Non vengono da famiglie mafiose, non sono rampolli della criminalità organizzata, ma vogliono esserlo. Sperano di essere notati. Sperano, con quei colpi, di guadagnarsi un posto, un riconoscimento, un'identità. Un lavoro, per quanto criminale. Perché allo Zen il tasso di disoccupazione giovanile sfiora l'80%. Significa che su circa 3.000 giovani in età da lavoro, 2.300 sono disoccupati. Non è un dato, è una condanna. E se non c'è lavoro, la strada diventa l'unico ufficio di collocamento. Ma per entrare servono credenziali, il coraggio, la spavalderia, l'uso delle armi. Cosa nostra non è più quella di una volta. La mafia non è più quella che garantiva ordine e disciplina nei quartieri, che metteva a libro paga i giovani delinquenti per tenerli sotto controllo. Oggi Cosa Nostra è più liquida, più selettiva, non recluta, osserva. E solo chi si mostra all'altezza, chi dimostra di valere, può sperare in un posto. I furti e le rapine non vengono più puniti, ma diventano fasi di un curriculum criminale. E allora i giovani come Calvaruso e Acquisto sparano per farsi notare.
Sperano che quel sangue li faccia salire di grado, che quella violenza apra loro le porte dell'organizzazione. Nel frattempo, lo Stato si accorge del fenomeno solo quando il sangue arriva a terra. Quando ci sono 3 morti, 5 famiglie distrutte, solo allora la notizia fa il giro dei media. Ma quante altre violenze meno eclatanti passano sotto silenzio ogni giorno? Quante pistole ogni giorno vengono mostrate, usate e esibite nei quartieri popolari di Palermo, Napoli, Milano? E davvero pensiamo che la colpa sia della trap o delle serie TV? No, la realtà è molto più cruda. Le armi sono dappertutto. Il problema è sociale, non culturale. Non è la musica a spingere a sparare, è la miseria. Non è Netflix a ispirare le stragi, ma la disperazione. Dove ci porta questa strada? Ora Calvaruso e Acquisto sono in carcere, ma per loro non è la fine, è l'inizio. L'inizio dell'apprendistato criminale. Ora serviranno qualche pezzo grosso, faranno da staffette, da portatori, da cani sciolti. Poi forse saranno arruolati o finiranno nella marginalità più totale, nella depressione, nell'isolamento. In qualche modo la strage è stata il loro battesimo. Il primo passo per essere qualcuno, in un mondo dove non esserlo significa non esistere. Questa fotografia, quella che li ritrae con occhi ancora giovani ma già svuotati, è molto più di un'immagine. È un frammento d'Italia. Di un'Italia che troppo spesso ignora, dimentica, condanna senza capire. Ma questa foto parla. Racconta di periferie abbandonate, di famiglie lasciate sole, di istituzioni che arrivano tardi e di ragazzi che, senza niente da perdere, scelgono di diventare ciò che temono di essere, assassini, per sentirsi vivi. Il giallo di Liliana Resinovic, l'apicoltore, il polline e il figlio invisibile. Le ombre sul 30 dicembre. A quasi 3 anni dalla misteriosa scomparsa e morte di Liliana Resinovic, il caso di Trieste torna al centro dell'attenzione con nuovi elementi inquietanti. Se da un lato la procura ha formalmente indagato il marito Sebastiano Visintin per omicidio, dall'altro emergono dettagli che aggiungono complessità alla ricostruzione temporale dei fatti, in particolare il 30 dicembre 2021. In quella giornata si incrociano una telefonata anomala da parte di un apicoltore, delle macchie sospette di polline sul corpo della vittima e un presunto incidente stradale del figlio di Visintin, che presenta diverse incongruenze. Un apicoltore nel giallo, la telefonata sospetta e i cambi di versione. Alle 19:01 del 30 dicembre, Sebastiano Visintin riceve una chiamata da Dario Visintin, apicoltore triestino omonimo ma non parente del marito di Liliana. L'uomo, in una successiva apparizione a Mattino 5, afferma di aver telefonato per esprimere vicinanza e chiedere aggiornamenti sulla scomparsa dell'amica. Una telefonata che sembrerebbe dettata dalla semplice empatia. Eppure, in precedenti dichiarazioni rilasciate alle autorità e a giornalisti, l'apicoltore aveva riferito di essersi anche incontrato di persona con Sebastiano Visintin, dopo quella telefonata. Solo in un secondo momento, davanti alle nuove pressioni mediatiche e investigative, ritratta completamente questa versione, sostenendo che l'incontro non sarebbe mai avvenuto, perché lui si trovava fuori città a Camporosso, come annotato nella propria agenda. Una contraddizione pesante. Prima parla di un incontro fisico, poi lo nega in modo netto. La procura sta cercando di stabilire se si tratti di un semplice errore mnemonico, di un tentativo di nascondere un contatto effettivo o peggio di un elemento che potrebbe collocare Sebastiano Visintin in una dinamica condivisa con un testimone che cerca ora di prendere le distanze. Il polline come indizio silenzioso. La presenza di macchie anomale rilevate sul corpo di Liliana, in particolare su busto e braccia, è al centro di nuove indagini scientifiche. Secondo fonti investigative, alcune di queste potrebbero essere riconducibili a pollini e dunque a un ambiente naturale frequentato da api, come orti, giardini o apiari. Questo dettaglio, apparentemente secondario, diventa di colpo cruciale se si considera che proprio Dario Visintin è apicoltore. Una coincidenza? Oppure un legame ancora da chiarire tra l'ambiente frequentato da questo conoscente e le condizioni in cui è stato trovato il cadavere? Il corpo di Liliana viene scoperto il 5 gennaio 2022 all'interno di 2 sacchi di plastica nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico, un'area verde ma lontana da zone particolarmente ricche di vegetazione specifica. Da qui il sospetto che il corpo sia stato trasportato lì successivamente.
forse passando per un luogo contaminato da polline. Il figlio in panne, o no? Le celle smentiscono Sebastiano. La stessa sera del 30 dicembre, intorno alle 21:20, Sebastiano riceve una seconda telefonata, questa volta dal figlio Piergiorgio, che lo informa di essere rimasto bloccato con l'auto in un fossato nei pressi di Gorizia. Un padre che corre in soccorso del figlio è una scena apparentemente normale, ma il modo in cui Visintin reagisce appare singolare. Contatta prima una vicina di casa, Gabriella, e poi un amico che si trova a oltre 100 chilometri da Trieste, chiedendo a entrambi una corda per tirare fuori l'auto. Nessuno dei due può aiutarlo. Tuttavia, la vera anomalia emerge quando gli inquirenti verificano le celle telefoniche. Dalle analisi risulta che il telefono di Piergiorgio non si trovava affatto nella zona dell'incidente indicato. Di fatto, no, non ci sono tracce della sua presenza nella zona dove il padre si reca per aiutarlo. Una scoperta clamorosa che apre almeno due scenari. 1. Piergiorgio ha mentito sulla sua posizione. 2. Sebastiano ha usato il pretesto del soccorso per allontanarsi e spostarsi altrove, forse per sistemare qualcosa legato alla scomparsa della moglie. In entrambi i casi, questo episodio altera la credibilità delle versioni fornite e crea un vuoto temporale in cui Visintin potrebbe essersi mosso in modo strategico e non controllato. La tecnologia come ultima speranza. Nel frattempo, la procura torna a esaminare i dispositivi elettronici di Liliana, in particolare 2 cellulari, un iPhone e un Samsung. Il consulente Michele Vitiello, nominato dalla difesa di Visintin, ha dichiarato che grazie alle nuove tecnologie di recupero dati è oggi possibile analizzare elementi precedentemente invisibili, file cancellati, note, messaggi vocali, fotografie e geolocalizzazioni. Questa fase potrebbe rivelare interazioni e movimenti cruciali nei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa. Conclusione: un 30 dicembre pieno di ombre. Il 30 dicembre 2021 resta una giornata centrale profondamente ambigua all'interno del giallo di Liliana Resinovic. Le bugie o i vuoti di memoria dell'apicoltore, le anomalie delle celle telefoniche del figlio Piergiorgio, la stranezza della ricerca di una corda da parte di Sebastiano e la presenza di pollini sul corpo della vittima delineano uno scenario ben più oscuro di quanto finora raccontato. L'impressione è che quella sera più di una persona non abbia detto tutta la verità e che nella complessa rete di relazioni e movimenti si nasconda la chiave per comprendere cosa sia accaduto a Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.